Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Mercoledì scorso ho parlato della comunione dei santi, intesa come comunione tra le persone sante, cioè tra noi credenti. Oggi vorrei approfondire l'altro aspetto di questa realtà. Vi ricordate che c'erano due aspetti. Uno, la comunione fra noi, la unità fra noi, facciamo comunità, e l'altro aspetto è la comunione ai beni spirituali, alle cose sante. Questi due aspetti sono strettamente collegati fra loro. Infatti la comunione tra i cristiani cresce mediante la partecipazione ai beni spirituali. In particolare consideriamo i sacramenti, i carismi e la carità. Noi cresciamo in unità, in comunione con i sacramenti, con i carismi che ognuno ha perché lo ha dato allo Spirito Santo e per la carità. Anzitutto la comunione ai sacramenti. I sacramenti esprimono e realizzano una effettiva e profonda comunione tra di noi, perché in essi incontriamo Cristo Salvatore e attraverso di Lui i nostri fratelli nella fede. I sacramenti non sono apparenze, non sono riti. I sacramenti sono la forza di Cristo, è Gesù Cristo nei sacramenti. Quando celebriamo la messa, nell'Eucaristia è Gesù vivo, proprio Lui vivo, che ci raduna, ci fa comunità, ci fa adorare al Padre. Ciascuno di noi, infatti, mediante il battesimo, la confermazione, l'Eucaristia, è incorporato a Cristo e unito a tutta la comunità dei credenti. Pertanto, se da un lato è la Chiesa che fa i sacramenti, dall'altro sono i sacramenti che fanno la Chiesa, la edificano, generando nuovi figli, aggregandoli al popolo santo di Dio, consolidando la loro appartenenza. Ogni incontro con Cristo, che nei sacramenti ci dona la salvezza, ci invita a andare e comunicare agli altri una salvezza che abbiamo potuto vedere, toccare, incontrare, accogliere e che è davvero credibile perché è amore. In questo modo i sacramenti ci spingono a essere missionari. E l'impegno apostolico di portare il Vangelo in ogni ambiente, anche in quelle più ostili, costituisce il frutto più autentico di un'assidua vita sacramentale, in quanto è partecipazione all'iniziativa salvifica di Dio che vuole donare a tutti la salvezza. La grazia dei sacramenti alimenta in noi una fede forte e gioiosa, una fede che sa stupirsi delle meraviglie di Dio e sa resistere agli idoli del mondo. E per questo è importante fare la comunione, è importante che i bambini siano battezzati presto, è importante che siano cresimati. Perché?
perché questa è la presenza di Gesù Cristo in noi, che ci aiuta. È importante, quando ci sentiamo peccatori, andare al sacramento della riconciliazione. No, padre, ho paura perché il prete mi bastonerà. No, non ti bastonerà il prete. Tu sai che incontrerei nel sacramento della riconciliazione a Gesù, Gesù che ti perdona. È Gesù che ti aspetta lì. E questo è un sacramento. E questo fa crescere tutta la Chiesa. Un secondo aspetto della comunione alle cose sante è quello della comunione dei carismi. Lo Spirito Santo dispensa ai fedeli una moltitudine di doni e di grazie spirituali. Questa ricchezza, diciamo, fantasiosa dei doni dello Spirito Santo è finalizzata all'edificazione della Chiesa. Carismi è una parola un po' difficile. Carismi sono i regali che ci dà lo Spirito Santo. Uno ha un regalo di essere così, o di questa abilità, o di questa possibilità, ma sono i regali che dà, ma ci lo dà non perché siano nascosti, ci dà questi regali per partecipare agli altri. Non sono dati a beneficio di chi li riceve, ma per l'utilità del popolo di Dio. Se un carisma, invece, un regalo di questi, serve ad affirmare se stessi, c'è da dubitare che si tratti di un autentico carisma o che sia fedelmente vissuto. I carismi sono grazie particolari, dati alcuni per fare del bene a tanti altri. Sono delle attitudini, delle ispirazioni e delle spinte interiori che nascono nella coscienza e nell'esperienza di determinate persone, le quali sono chiamate a metterle al servizio della comunità. In particolare questi doni spirituali vanno a vantaggio della santità della Chiesa e della missione. Tutti siamo chiamati a rispettarli in noi e negli altri, ad accoglierli come stimoli utili per una presenza e un'opera feconda della Chiesa. San Paolo ammoniva: non spegnete lo Spirito, non spegnere lo Spirito che ci dà questi regali, queste abilità, queste virtù, queste cose tanto belle che fanno crescere la Chiesa. Qual è il nostro atteggiamento di fronte a questi doni dello Spirito Santo? Siamo consapevoli che lo Spirito di Dio è libero di darli a chi vuole. Li consideriamo come un aiuto spirituale attraverso il quale il Signore sostiene la nostra fede, la rafforza e anche rafforza la nostra missione nel mondo. E veniamo al terzo aspetto della comunione alle cose sante, cioè la comunione della carità, la unità fra noi che fa la carità e l'amore. Dai primi cristiani, i pagani che li vedevano dicevano: ma questi come si amano, come si vogliono bene, non si odiano, non chiacchierano uno contro l'altro. Ma è buono questo. La carità. Questo è l'amore di Dio che lo Spirito Santo ci dà nel cuore. I carismi sono importanti nella vita della comunità cristiana, ma sono sempre dei mezzi per crescere nella carità, nell'amore che San Paolo colloca al di sopra dei carismi.
Senza l'amore, infatti, anche i doni più straordinari sono vani. Ma questo uomo guarisce la gente, ha questa qualità, questa virtù, guarisce la gente. Ma ha amore nel suo cuore, ha carità? Se ha, avanti, ma se non le ha, non serve alla Chiesa. Senza l'amore tutti i doni non servono alla Chiesa, perché dove non c'è l'amore, c'è un vuoto che viene riempito dall'egoismo. E vi domando, se tutti noi siamo egoisti, solamente egoisti, possiamo vivere in comunità, in pace? Si può vivere in pace se ognuno di noi è un egoista? Si può o non si può? Non si può. Per questo è necessario l'amore che ci unisce, la carità. Il più piccolo dei nostri gesti d'amore ha effetti buoni per tutti. Pertanto, vivere la unità della Chiesa, la comunione della carità, significa non cercare il proprio interesse, ma condividere le sofferenze e le gioie dei fratelli, pronti a portare i pesi di quelli più deboli e poveri. Questa solidarietà fraterna non è una figura retorica, un modo di dire, ma è parte integrante della comunione tra i cristiani. Se la viviamo, noi siamo nel mondo segno, noi siamo sacramento dell'amore di Dio. Lo siamo gli uni per gli altri e lo siamo per tutti. Non si tratta solo di quella carità spicciola che si possiamo offrire a vicenda. Si tratta di qualcosa di più profondo. È una comunione che ci rende capaci di entrare nella gioia e nel dolore altrui per farli nostri sinceramente. E spesso siamo troppo aridi, indifferenti, distaccati e invece di trasmettere fraternità trasmettiamo malumore, trasmettiamo freddezza, trasmettiamo egoismo. E col malumore, con la freddezza, con l'egoismo si può far crescere le chiese? Si può far crescere tutta la Chiesa? No, col malumore, con la freddezza, con l'egoismo, la Chiesa non cresce, cresce soltanto con l'amore che viene dello Spirito Santo. Il Signore ci invita ad aprirci alla comunione con Lui nei sacramenti, nei carismi e nella carità, per vivere in maniera degna della nostra vocazione cristiana. E adesso mi permetto di chiedervi un atto di carità. Ma state tranquilli che non si farà la raccolta, no. Ma un atto di carità. Prima di venire in piazza,
sono andato a trovare una bambina di 1 anno e mezzo con una malattia gravissima. Suo papà, sua mamma pregano e chiedono al Signore la salute di questa bella bambina. Si chiama Noemi. Sorrideva, poveretta. Facciamo un atto di amore. Noi non la conosciamo, ma è una bambina battezzata, è una di noi, è una cristiana. Facciamo un atto di amore per lei. E in silenzio primo chiediamo al Signore l'aiuti in questo momento e le dia la salute. In silenzio un attimo e poi pregheremo l'Ave Maria. E adesso tutti insieme preghiamo la Madonna per la salute di Noemi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Grazie per quest'atto di carità.